Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, buona domenica, nuova puntata della domenica di 131, torniamo su questi schermi dopo la pausa dovuta chiaramente alle festività pasquali, un weekend come sempre molto intenso per quanto riguarda lo sport sardo, tra calcio, basket e non soltanto, un weekend interlocutorio, possiamo dire così, ma c'è sicuramente chi ha già festeggiato e lo diremo a breve, come sempre, come ogni domenica. Non sono da solo, con me c'è anche Roberto Pina. Ciao Roby, bentornato in diretta. Ciao Fra e ben ritrovati a tutti quelli che ci stanno seguendo con una delle ultime puntate della domenica di La penultima, dai, ci avviciniamo alla fine, di questa stagione. Ci avviciniamo alla fine di questa stagione, detto che poi entriamo anche nel vivo, no? Perché c'era il turno prossimo che deciderà le sorti della Torres in Serie C, il Cagliari che si giocherà il cammino playoff e la Serie D che, come vedremo dopo, inizia ad essere sempre più interessante. Ecco, specifichiamo, finisce questo esperimento della domenica di 131, ma non è che ci fermiamo, assolutamente, ci sarà proprio da raccontare bene. No, continuiamo a rompere le scatole a oltranza, ovviamente. Esatto. Ci sarà da raccontare il rush finale per quanto riguarda appunto lo sport sardo. Dicevamo, Roby, prima in premessa, weekend interlocutorio, weekend intenso come sempre, ma soprattutto c'è già chi ha festeggiato. Ieri ha festeggiato l'Olbia di Roberto Occhiuzzi, che si è salvata matematicamente in Serie C, quindi anche l'anno prossimo i galluresi giocheranno in terza serie. Oggi, roba di un'oretta abbondante, insomma, festeggiato anche il Latte Dolce perché ha vinto il campionato di eccellenza dopo questa corsa incredibile con il Budoni, un testa a testa fatto di sorpassi, insomma, alla fine però hanno vinto i sassaresi di Giori, che oggi hanno potuto festeggiare appunto in trasferta a San Teodoro perché non giocavano in casa, però insomma il Latte Dolce dopo solamente un anno di purgatorio. Prego. Un aneddoto sull'eccellenza, visto che ne parliamo poco, perché tutti stavamo aspettando le ultime giornate per vedere chi avrebbe vinto il titolo di capocannoniere. C'era Palermo, c'era Meloni, c'erano in tanti che si giocavano il titolo. 8 gol nelle ultime 2 giornate, 8 gol, avete capito bene, 4 nella penultima e 4 oggi. Andrea Sanna, capocannoniere dell'eccellenza. Bravo Andre, hai fatto il fenomeno per 2 turni. Vabbè, diciamo che era una lotta veramente, veramente importante, cioè tra, appunto, hai detto Palermo, ma ricordiamo Pepe Meloni, Caddeo del Ghilarza, e lo Sanna stesso Andrea Sanna, li ha battuti tutti, con un rush finale incredibile che ricorda un po' quello di Gigi Scotto qualche anno fa con il Latte Dolce, no? Ti ricordi? Lotta finale con Roberto Cappai, all'epoca centravanti del Carbonia. Gigi fece 4 gol nell'ultima giornata e si prese fondamentalmente appunto il titolo di capocannoniere. Comunque, bando alle ciance, Robby, andiamo al volo a raccontare quello che è successo in questo weekend, come sempre, iniziamo dal Cagliari che ieri alla Unipol Domus ha pareggiato 0-0 contro il Frosinone, capolista in Serie B, terzo pareggio di fila
per il Cagliari, secondo di fila, tra l'altro senza segnare gol. In Serie C sconfitta dolce per l'Olbia di Roberto Chiuzzi, che al Nespoli cede 1-2 alla Reggiana, che con questi 3 punti torna in Serie B, vince anche in questo caso dopo una lunga sfida al vertice con Virtus Entella e Cesena, però può festeggiare la salvezza matematica grazie alla sconfitta della Vispesaro contro il Cesena, che abbiamo citato prima, mentre la Torres, allora, da una parte c'è una grande gioia per questo 2-2 contro il Gubbio, squadra di alta classifica, peraltro con i rossoblù in 10 uomini, e li vedremo, insomma anche gli highlights come sempre. Dall'altra però questa vittoria dell'Alessandria probabilmente all'ultimo momento blocca in qualche modo, no? Strozza un po' l'urlo in gola a Scotto e compagni, che così non hanno potuto festeggiare la salvezza anticipata, detto che però domenica si scende in campo al Vannissanna contro una Fermana che non ha più niente da chiedere e ai rossoblù basterà soltanto un pareggio. In Serie D continua a vincere 3 vittorie di fila per l'Arzachena di Marco Nappi, che rimonta allo svantaggio iniziale contro l'Aprile e poi rifila un tris firmato Poli, Pinna e Sartor per 1-3, che porta in questo momento, anche grazie agli altri risultati, i biancoverdi smeraldini da soli al quarto posto del girone G. Pareggio con tanti rimpianti, sentiremo anche le parole di Mister Carta, insomma siamo contenti di poterlo riascoltare dopo qualche piccolo problema fisico. 0-0 contro la Lupa Frascati, diciamo tanti rimpianti, lo vedremo anche nella goal collection. Nonostante lo 0-0 abbiamo messo diverse occasioni per far capire quanto effettivamente poi i gialloblu avrebbero meritato i 3 punti. Pareggio in extremis anche per Ilva Maddalena, ce l'hai raccontata tu questa partita con il gol di Di Pietro a pochi minuti dalla fine contro il Pomezia, sconfitta pesante, non tanto nel risultato, perché il 2-0 dell'Angri alla fine insomma non è così tanto pesante, ha avuto anche a livello di prestazione, perché poi lo vedremo anche in questo caso, 2 gol annullati, diverse occasioni da gol per i giallorossi di Pava, però per la classifica, perché in questo momento l'Atletico torna a essere in zona play-out. Per completare il discorso calcistico, 2-2 ieri del Cagliari Primavera di Pisacane contro la Sampdoria, terzo risultato utile consecutivo da quando c'è il tecnico napoletano per i giovani rossoblù, che hanno rimontato un 2-0 in casa della Sampdoria, quindi insomma un risultato del Sassuolo, scusate, non della Sampdoria, Sampdoria l'altra volta, in casa del Sassuolo, e invece sconfitta pesante per la Torres femminile, che anche se ha cambiato allenatore però non riesce a cambiare marcia contro l'Arezzo a Sennori. Chiudiamo col basket, 2 sconfitte, ha finita la stagione della Dinamo Woman di Antonello Restivo, come vi abbiamo raccontato ampiamente negli scorsi giorni. Oggi pesantissima sconfitta della Dinamo di Piero Bucchi, 92-58 contro Brindisi, una sconfitta che, come ha detto il nostro Nando Mura, poi complica le cose anche sul piano play-out, perché in questo momento la Dinamo è sotto neanche nella differenza canestri, quindi negli scontri diretti contro i pugliesi. In chiusura sconfitta anche di misura dell'Esperia Cagliari contro Carver Roma 68-64 in Serie C Gold. Insomma, Roby, lunghissimo questo cappello, ma davvero, insomma, tantissime le emozioni, le cose da raccontare. Andiamoci a vedere, come sempre, la grafica, i cartelli della Serie C, iniziando, come sempre, dalla risultati di giornata del girone B, quello che, come ben sapete, riguarda le squadre sarde. Abbiamo già detto dell'1-2 dell'Olbia contro la Reggiana e del 2-2 della Torres contro il Gubbio, ma sono anche gli altri risultati importanti per le sarde: 3-0 dell'Ancona contro il Rimini, 2-1 della Carrarese sulla Lucchese, soprattutto questo 2-0 del Cesena contro la Vispesaro, 1-1 della Virtus Entella contro la Recanatese, 0-4 sconfitta interna pesante per la Fermana contro il Pontedera di Max Canzi, 1-1 anche tra Fiorenzuola e Siena, 3-1 questa vittoria dell'Imolese contro il San Donato. A un certo punto sembrava che i toscani erano in vantaggio, quindi potessero anche in qualche modo cambiare qualcosa là sotto in zona salvezza, invece poi alla fine hanno vinto nuovamente i romagnoli per 3-1, sconfitta pesantissima per il Montevarchi contro l'Alessandria, sia perché rimette in gioco l'Alessandria in lotta playoff, ma soprattutto perché certifica la retrocessione in Serie D del Montevarchi. Questa è la classifica. In testa, abbiamo detto, vince la Reggiana, vince il campionato con 80 punti, troppi i 4 punti di distanza da Cesena e Virtus Entella, con solamente una partita a disposizione. Ci spostiamo direttamente nella zona destra della classifica, come sempre, 41 punti per l'Olbia, 41 anche per il Fiorenzuola, 40 per la Torres, come dicevamo Robbia, un solo punto dalla salvezza, dalla
permanenza in Serie C, sono 2 punti di vantaggio sull'Alessandria e ben 4 sulla Vis Pesaro. Prego. Posso fare così anche rifiati un attimo, una sorta di considerazione che ce l'hanno chiesta in tanti. Cosa succede se tutti arrivano a 41? Può succedere, no? Olbia, Fiorenzuola, Torres e Alessandria possono arrivare tutti a 41. Ovviamente se perdono nell'ultimo turno Olbia e Fiorenzuola, pareggia la Torres e vince l'Alessandria, si ritrovano tutte con gli stessi punti, quindi 4 squadre con gli stessi punti, retrocederebbe comunque l'Alessandria, perché in quel caso si fa una classifica avulsa, praticamente una classifica che prende in considerazione solo gli scontri diretti delle squadre con gli stessi punti. L'Alessandria ha fatto 4 punti, solo pareggi contro Olbia, Fiorenzuola e Torres, e quindi sconfitti ovviamente, e quindi retrocederebbe comunque la squadra piemontese, anche con un pareggio. Non che retrocede, vai play out, ricordiamo. Vai play out, certo, assolutamente. Vai play out. In questo caso, appunto, l'Alessandria l'unica speranza che ha per la salvezza diretta è che domenica la Torres perda in casa contro la Fermana e che l'Alessandria vinca la propria partita, ma vedremo che non sarà comunque semplice per i piemontesi. Allora, Robby, abbiamo visto risultati, abbiamo visto la classifica, iniziamo direi dalla sconfitta dell'Olbia, che però poi ha certificato anche questa salvezza, un 1-2 contro la Reggiana, sempre lo vedremo anche dalle immagini, una cornice di pubblico molto, molto importante, quella degli emiliani, che insomma si sono fatti il viaggio fino a Olbia, però hanno anche meritato, insomma, lo sforzo è stato ampiamente ripagato. 1-2, ancora, guardiamoci la meraviglia di Daniele Ragazzo, la 19ª in stagione, c'è tanto da dire. Andiamo. Ecco, raccontiamo un aneddoto, Robby, no? Su questo finale di partita al Nespoli. Finisce la partita all'Olbia che, insomma, data anche la sconfitta della Vis Pesaro, che esulta, che va a esultare sotto la curva mare, mentre dall'altra parte la Reggiana fermi, tutti i giocatori, staff tecnico, insomma, tutti davanti alla curva in trepidante attesa, come si suol dire, perché ancora non era finita a Chiavari la partita appunto tra la Virtusente e la Recanatese. Tra l'altro anche lì momenti particolari, perché Diretta.it aveva dato il vantaggio della Recanatese, cosa che poi in realtà non è stata, cioè il 2-1 dei marchigiani. In realtà la partita era 1-1. Aneddoto, come sai, ieri eravamo allo stadio alla Unipol Domus per fare il Cagliari, c'era il tuo collega, il nostro collega Nicola Binda della Gazzetta, esperto di Serie B e anche di Serie C.
si rientrava verso l'albergo di stanza dove stava Nicola. Ci siamo guardati sul suo telefonino gli ultimi momenti di attesa appunto al Nespoli, con la telecronaca di una partita che oramai era già finita, del nostro amico Marcello Scano, quando poi è arrivata chiaramente la notizia dell'ufficialità, insomma, della fine della partita di Chiavari. Insomma, abbiamo potuto assistere all'esplosione di gioia dei giocatori della Reggiana, che hanno potuto appunto poi, come dicevamo, festeggiare il ritorno in Serie B, che l'anno scorso era sfuggito nonostante una grande cavalcata. Chiuso l'argomento Reggiana, Roby, c'è da parlare dell'Olbia, di quest'Olbia, una partita probabilmente, insomma, che lascia un po' il tempo che trova, nel senso che ovviamente occhi e orecchie di tutti erano a Cesena in attesa di capire cosa avrebbe fatto la Vispesaro, che era l'ultimo ostacolo tra l'Olbia e la salvezza anticipata, perché era la squadra con cui l'Olbia aveva, come la Torres, anche gli scontri diretti a sfavore. La sconfitta dei biancorossi ha appunto certificato la matematica salvezza anche in caso di classifica avulsa. Si è assistita alla 19ª perla di Daniele Ragazzola, una punizione, cosa aggiungere, direi, al campionario di gol che quest'anno ha messo insieme Daniele Ragazzo, capocannoniere del girone B, ma soprattutto al termine di una stagione passata a rincorrere. Direi che, visto il 2023 appunto con un grande rendimento da playoff dei bianchi, per i ragazzi di Occhiuzzi sia arrivato il momento meritato anche di riposarsi e festeggiare, no? Sì, hai detto bene. Allora, una salvezza va sempre festeggiata, specie se fai un girone d'andata da incubo dopo una rivoluzione estiva. È giusto che l'Olbia festeggi questo risultato, che era ampiamente atteso ormai dopo le vittorie contro Alessandria e Recanatese, perché c'erano troppe combinazioni favorevoli ai bianchi guardando i risultati, e infatti è bastata una sconfitta in casa per festeggiare appunto la matematica permanenza nella categoria. Tra l'altro è anche particolare il fatto che poi la Reggiana si ricorderà forse per sempre nella sua storia di Olbia, perché lì ha centrato una Serie B. Detto questo, ti dico complimenti ai ragazzi dei bianchi per come hanno reagito, complimenti a Occhiuzzi per aver saputo toccare le corde giuste nei suoi, con uno spogliatoio che non l'ha mai delegittimato, e non è scontato, perché quando non riesci a girare è anche normale che poi magari la squadra ti volti un pochino le spalle. Detto questo, l'Olbia era partita con un altro obiettivo, era partita con l'obiettivo di fare i playoff, quindi ora si festeggia per un paio di giorni fino alla fine del campionato, ma in società bisognerà fare una riflessione secondo me molto attenta, no? Perché l'Olbia, io credo che sia arrivata dopo questa stagione al cardiopalma con cui si è salvata al momento della verità. Se vuole diventare grande nel girone B della Serie C, grande nel senso di maturità, no? Come realtà nel girone appunto B della Serie C, deve capire cosa vuole fare. Se è una squadra che vive di annate in cui programma, poi prova a crescere, poteva starci se quest'anno avesse bissato i playoff. Non ci è riuscita, anzi ha fatto tanti errori in serie di mercato estivo, ha dovuto porre rimedio con esperienza nel mercato invernale, ha trovato la salvezza. Ora però con le montagne russe emozionali non vai avanti, vai avanti con una programmazione. Se l'Olbia capisce che ha alcuni giocatori che può vendere, poi ricostruire, riprogrammare, è una società che noi ci auguriamo può avere un percorso solido nel girone B, nella Serie C, in terza serie, però deve farlo questo step. Non vorrei che poi volemose bene perché ci siamo salvati con una grande rimonta, perché sarebbe guardare il dito e non la luna per la crescita. Bisognerà fare secondo me una profonda veramente analisi di questa stagione dell'Olbia per fare meglio l'anno prossimo. Sì, tra l'altro, insomma, il girone di ritorno, il 2023 dei galluresi, ha dimostrato che evidentemente, insomma, anche le ambizioni della vigilia... La squadra non era... La squadra è una squadra comunque che ha le potenzialità per arrivare ai playoff, perché se ce la possono fare squadre come la Lucchese, ce la può fare anche questa, assolutamente, ce la fa il Pontedera, ce la può fare anche l'Olbia, perché non solo per Daniele Ragazzu, hai messo dentro Dessene, hai messo dentro tanti giocatori di qualità, hai un Bianco per esempio che quest'anno bisognerà capire perché non ha reso al meglio, hai alcuni giocatori di qualità, pensiamo a Bellodi, Brignani, insomma è un Olbia che ha delle capacità, quindi giusto,
grandi applausi perché hanno fatto una rimonta non scontata, anzi per larghi tratti di questo campionato sembravano mentalmente spacciati, perché poi la classifica ha sempre lasciato una porta aperta per l'Olbia, però mentalmente sembrava una squadra fragile. Questa risposta di orgoglio dal punto di vista mentale deve portare a una crescita, no? Sfrutti l'entusiasmo di questa cavalcata del 2023 per rialzare l'asticella, perché io credo che l'Olbia, per continuare a crescere, possa solo rialzare l'asticella, non può riprogrammare per fare una stagione uguale a quella di quest'anno. No, assolutamente, anche perché vorrebbe dire, insomma, in qualche modo andarsela a cercare, diciamo così, caro Robby, perché una volta che la squadra con Occhiuzzi, con questi giocatori, ha trovato la sua anima, il suo, anche i risultati, perché poi al di là dell'anima, che forse non è mai mancata, o comunque, insomma, all'inizio c'era qualche problema, anche a livello di spogliatoio, pensiamo a Minala, preso per essere il leader del centrocampo e poi giubilato per un rendimento davvero scadente, poi qualcosa nella testa e anche forse davvero nel cuore dei giocatori di Occhiuzzi si è accesa e sono visti i risultati. Andiamolo a sentire proprio Roberto Occhiuzzi. Abbiamo due estratti della sua lunga conferenza di ieri, uno più sulla partita e l'altro soprattutto sul futuro. Iniziamo quello dalla partita, insomma anche dalle emozioni di questa salvezza. Grande vittoria di un gruppo fantastico, un ambiente, una società, una città, dei tifosi fantastici, l'abbraccio della gente emozionante, la fiducia della società è stata secondo me un esempio da seguire nel calcio italiano, un gruppo di ragazzi, staff e squadra che non mi hanno mai lasciato solo, hanno creduto in me, quindi in me c'è stata sempre la voglia di ridare un altro anno all'Olbia, perché poi lo merita la città, lo merita la società, un altro anno di questo calcio. E c'è il rammarico che il campionato finisce tra una gara, perché oggi ho una squadra che è bella vederla giocare, è bella vederla allenare, con delle qualità importanti, e quindi questo è l'unico rammarico. È stato un giro di ritorno da quarto in classifica fino adesso, ha un valore immenso, ma il valore immenso è perché abbiamo dato valore a tutto quello a tutti i componenti di questa grande famiglia. Non dimentichiamo che abbiamo una delle cose più importanti, siamo riusciti a mettere in campo il senso d'appartenenza. Il senso d'appartenenza, quella è una cosa importante, cosa che la società voleva. Una delle prime cose, vogliamo riportare l'entusiasmo allo stadio, mi hanno detto, vogliamo dare la squadra agli olbinesi. Ecco Robby, sentendo le parole di Occhiuzzi mi è venuta in mente una frase che effettivamente si è svegliata tardi l'Olbia, ma per sua fortuna non troppo tardi, perché si è svegliata in tempo, perché questo rendimento da playoff nel girone di ritorno deve essere un po' quello che dicevamo prima, la base da cui ripartire. La domanda è: ripartire da Occhiuzzi, con Occhiuzzi? La logica direbbe di sì, non so se sei d'accordo con me, perché il tecnico calabrese è stato confermato nei momenti più bui. Oggi nella nostra analisi di commento, non solo alla partita di ieri, anzi più alla stagione, alla salvezza ottenuta dall'Olbia, abbiamo detto proprio questo, cioè non ripartire da questo gruppo, da questa strada che è stata tracciata soprattutto nel nuovo anno, quando la squadra si è ritrovata anche intorno al suo allenatore, sarebbe un peccato, perché vorrebbe dire appunto non avere fiducia in quello che è stato fatto in questa nuova annata. Tra l'altro aggiungo anche con una spesa a livello proprio sul mercato, come ben sappiamo, abbastanza contenuta, perché sappiamo l'Olbia non è una squadra che ha un budget importante come può avere la Reggiana, come può avere il Cesena, come possono avere queste grandi piazze blasonate. Però gli acquisti sono stati quelli giusti, rinforzi oculati che servivano a dare tranquillità, a dare esperienza, a dare anche insomma continuità a questa squadra. Abbiamo scritto perseveranza, continuità, ambizione e pazienza, sono questi i valori da cui dovrà ripartire
ripartire l'Olbia. Andiamo a sentire, Roby, e poi lo commentiamo insieme, le parole di Occhiuzzi proprio sul suo futuro, perché chiaramente in conferenza stampa la domanda gli è stata fatta. Questa è la risposta di Occhiuzzi. Voglio sapere da te poi il tuo parere anche sull'interpretazione di queste parole. L'Olbia riparte da Roberto Occhiuzzi? Ma non lo so, sinceramente non lo so. Non ho avuto mai il pensiero di tutelarmi e dire beh, un altro anno, eccetera, eccetera. Sicuramente l'Olbia riparte da questo gruppo di ragazzi, da questa identità che si è creata. Una cosa che ho detto oggi ai ragazzi: non smettete mai di giocare con le gare, cercando sempre di vincere, di tenere il pallino del gioco, perché si entra in campo mai con la paura. Non dimentichiamo, noi abbiamo fatto un derby all'andata in situazione davvero delicata. Siamo andati con 9 ragazzi in campo, che comunque validi, che poi sono stati molti pure elementi importanti di questa squadra, e siamo andati anche lì senza paura. Questo gruppo, una delle cose che non ha mai avuto paura, mai, anche nei momenti più difficili, e oggi, e poi è uscito fuori tutto il valore, quindi riparte secondo me da questo, da un gruppo di ragazzi e da questo entusiasmo che la città ha riacquisito, ed è importante, insomma. Roby? Beh, allora, io ti dico la mia. Occhiuzzi ha fondamentalmente molta ragione quando, e l'ha messo in entrambe gli estratti che abbiamo visto, il focus sull'identità, cioè sentirsi olbiesi, che è un qualcosa che è mancato tanto all'Olbia negli anni passati. Pensiamo all'Olbia di Brevi, che si giocava la permanenza e non aveva quell'entusiasmo, la permanenza nella categoria, e non aveva quell'entusiasmo che c'è adesso. Pensiamo all'Olbia di Max Canzi, cioè l'Olbia ha avuto più entusiasmo quest'anno, paradossalmente, che l'anno scorso, che è andata a giocarsi i playoff, che è una cosa clamorosa se pensiamo all'obiettivo storico centrato l'anno scorso. Quindi essere riusciti nell'anno più complicato a fare gruppo, a sentirsi parte di un territorio, non solo con i giocatori che c'erano da prima, ma anche i giocatori che sono arrivati in estate o in inverno, parte dell'Olbia, è la vittoria secondo me più grande di questo gruppo. Detto questo, la domanda era ripartire o no da Occhiuzzi. Mentalmente ti direi di sì, a livello poi pratico ti dico vediamo, perché secondo me questa è una stagione che in casa Olbia qualche sassolino da parte del tecnico lo ha lasciato nei confronti del club, qualche momento di strappo c'è stato, lo abbiamo raccontato noi stessi. Vi ricorderete i giorni della conferenza di Tatti, che sembrava che Occhiuzzi dovesse andare via, poi c'era stato addirittura, con tutti i giornalisti schierati, il rinvio della stessa conferenza. È una cosa clamorosa, paradossale, però poi si è andati avanti. Ecco, ora, per ripartire e non salutarsi poi all'inizio del prossimo campionato, bisogna che le parti si risiedano, si dicano anche le cose in faccia in maniera schietta e diretta, e poi capiscano se si può andare avanti con una rinnovata fiducia, oppure se è il caso di lasciare questa stagione a un grandissimo episodio di rimonta fatto in campionato, e appunto prendere una strada alternativa diversa. Chiudiamo il discorso Olbia e apriamo quello Torres, Roby, perché insomma, se la parità di ieri, la giornata di ieri è stata importante in casa Olbia, lo è stata anche in casa rossoblu. Questo 2-2 contro il Gubbio in rimonta, con l'inferiorità numerica per l'espulsione di Carminati, davvero è stata una grande risposta da parte della squadra di Alfonso Greco. Ci si aspettava questo tipo di risposta, ed effettivamente è arrivata. Andiamo a vedere gli highlights.
Ecco, prima di darti la parola, Roby, è presente il pugnometro, quella trazione da Luna Park, no? Quello dove viene calcolata la forza del pugno? Sarei curioso di vedere Adam Diakité dare un colpo di testa al pugnometro, perché secondo me se si calcola la forza generata dal colpo di testa dell'1-1 di ieri, secondo me arriviamo al massimo. Comunque, parliamo di questa... Sì, lo proporremo per il Materland quest'estate, il buon Adam. No, è un 2-2 pazzo, un 2-2 pazzo che ha mostrato, secondo me, pregi e difetti di un'intera stagione di questa Torres. La frenesia e il cuore che sono da sempre, anche dall'anno scorso in Serie D, l'anima buona e l'anima cattiva, no? Il bianco e il nero di questa squadra. Il cuore mostrato anche da un Lisai al primo gol in stagione, cioè a volte anche il calcio ha un destino particolare, no? Primo gol in Serie C è forse quello che ti tiene in vita in maniera più decente per la sfida contro la Fermana, dandoti tanti risultati, 2 risultati su 3 in casa nell'ultimo turno. Poi c'è anche lo spirito di sacrificio di tanti giocatori, pensiamo a Scappini, un altro giocatore che non ci tiene davvero tanto, dopo una frattura non rientra così in fretta, specie alla sua età, cerca già di guardarsi un po' intorno in casa, invece no, è tornato e ha messo l'assist, che per Scappini penso che nella carriera ne avrà messi 3 di assist in totale, e il terzo è quello di ieri per Lisai, però ti fa capire come era ben centrata un'anima di questa Torres. Riguardate anche l'esultanza di Lora e di alcuni giocatori al gol di Lisai. Detto questo, c'è l'altro lato di una medaglia che non è così luccicante, infatti la Torres ancora non è salvo, e uno è questo giocatore qua, Carminati, che vedete che qua fa il primo fallo da ammonizione e poi con un fallo veramente ingenuo dopo pochi minuti lascia per più di un tempo la Torres in inferiorità numerica. Questo è veramente un fallo senza un senso, con un giocatore lanciato sì, ma in zona laterale. Purtroppo la Torres ha dovuto avere a che fare con la gestione di alcuni giocatori che secondo me non è stata perfetta durante l'anno. Carminati era fuori dal progetto da tanto, a gennaio poteva essere venduto, però il cambio di allenatore ha portato a un prendere tempo, non è stato venduto, e poi alla fine contro la Reggiana e contro il Gubbio, 2 trasferte pesantissime, 2 errori suoi sono stati importanti per non aver trovato dei punti più pesanti. Detto questo, sai, se sei una squadra meno frenetica, che ragiona un po' di più, magari avresti fatto altre scelte in sede di mercato, però l'esonero di Greco sotto Natale va portato davvero ad accelerare tutto. Credo, qualora ci fosse la salvezza, che questi saranno gli insegnamenti più importanti che dovrà trarre la dirigenza. Per adesso poi devi andarti tutto a giocare la vita con lo stesso spirito, e va dato merito a Greco che da quando è tornato 3 pareggi e una vittoria non ha mai perso, hai fatto i punti che ti servivano per rimanere aggrappato alla salvezza. Assolutamente sì. Andiamo a sentirlo, Greco, un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa ieri nella pancia dello stadio di Gubbio. Oggi è una grande prova di carattere dei ragazzi, nonostante l'inferiorità numerica abbiamo provato e cercato in tutti i modi il gol e alla fine siamo stati premiati. Ecco. Veramente grande prova di carattere, hanno dato tutto quello che avevano e è un punto preziosissimo per l'obiettivo. Abbiamo preso queste 2 imbucate che ci sono costate il gol, ovviamente li potevamo fare meglio, poi l'episodio dell'espulsione, però voglio sottolineare solo la grande prova di carattere dei ragazzi, perché oggi hanno dimostrato veramente un grande cuore. Con questo atteggiamento sono sicuro che raggiungeremo l'obiettivo. Il secondo tempo abbiamo giocato uomo contro uomo, abbiamo rischiato qualcosina, ci siamo messi con Rocco esterno quarto, quindi, e si è sacrificato in modo incredibile, la dimostrazione che hanno lottato tutti e tutti si sono sacrificati. Il merito dei ragazzi che stanno credendo, ci hanno creduto, e quindi manca poco quel passettino che ci permetterà di raggiungere l'obiettivo. Però con questo atteggiamento che abbiamo avuto in queste partite se lo meritano tutto i ragazzi. Ecco Roby, prima di andare a vedere il cartello proprio della giornata, dell'ultima giornata, la 38esima, quella che andrà in scena domenica, le parole di Greco. Ecco, ti chiedo come arriva questa Torres all'ultima gara, avendo anche recuperato poi in qualche modo tutti gli uomini migliori, Rocco, Scappini, Diakité, lo stesso Scotto.
No, beh, arriva sicuramente con tanta voglia. Io credo che bisognerà fare, Greco è bravo in questo, dovrà trovare il modo per calmare le acque. Perché Sassari è una piazza che vive male queste settimane, per un motivo o per l'altro, perché è una piazza frenetica, che tende a vedere fantasmi dove non ci sono, quindi bisognerà calmare. Secondo me la grande bravura di Greco quando è tornato, ha preso uno spogliatoio, chi ha visto, chi ha seguito la stagione della Torres, che era partito bene con Sottili, però poi si era veramente perso, prendeva dei gol incredibili e ancora adesso, se guardate i gol che prende ancora la Torres, c'è un po' di questo mood non troppo concentrato in fase di non possesso. Quindi bisognerà fare un qualcosa che non è di Sassari, ovvero provare ad abbassare i toni. In Sassari siamo bravissimi ad alzare i toni, abbassarli sarà l'esercizio di stile da qua fino a domenica, quando poi la Torres entrerà al Vanissana, e lì allora sì, quando partirà la gara serve un approccio forte. Però questa è una partita che non devi giocare troppe volte nella tua testa durante la settimana, perché poi arrivi scarico, devi giocarla direttamente la domenica, ti alleni bene, concentrato, arrivi da un periodo positivo e poi vai in campo per dare il massimo che è. Se la giochi troppo prima ti logora e arrivi che sei già spompato quando poi devi giocarla per davvero. Vediamo allora il cartello dell'ultimo turno del girone B di Serie C, a cominciare proprio da Torres Fermana, poi Lucchese Olbia, Alessandria Cesena, l'altra partita fondamentale per la Torres, orecchie alle radioline si diceva un tempo. Pontedera Gubbio, Recanatese Ancona, Reggiana Imolese, Rimini Montevarchi, San Donato Fiorenzuola, Siena Virtus Entella e Vispesaro Carrarese. Appunto l'unica cosa che conta per quanto riguarda le due sarde domenica sarà appunto il risultato del Vanissana insieme a quello di Alessandria Cesena. Al di là di quello, secondo me l'Olbia guarderà anche il punteggio del Vanissana, perché in caso l'Olbia vorrà arrivare davanti alla Torres. Ah beh, certo, questo... C'è anche questa prima, se vedranno che saranno salve, poi ci sarà anche una questione, secondo me, che si faranno dentro lo spogliatoio di arrivare primi a livello regionale. Sì, detto che la Lucchese però qualcosina ancora ce l'ha, cioè nel senso, ok che nella lotta playoff, però può ancora giocarsi le sue chance per avere un po' una posizione migliore. Roby, come sempre chiudiamo il capitolo dedicato alla Serie C per aprire quello dedicato alla Serie D. È stata una domenica veramente super interessante per il girone G. Andiamoci a vedere i risultati, tra l'altro questo scaglionamento, no, delle partite, una alle 14, l'altra alle 14:30, le altre alle 15, insomma crea sempre anche questo pathos supplementare per quanto riguarda sia noi che i tifosi. Partiamo dall'1-1 tra Ilva Maddalena e Pomezia, 0-0 tra Costa Orientale Sarda e Lupa Frascati, 2-0 la sconfitta dell'Atletico Uri ad Angri, bella la vittoria invece dell'Arzachena contro l'Aprilia di Marco Mariotti, sempre più ultima in classifica, poi 4-0 della Paganese contro il Real Monterotondo, 1-1 tra Palmese e Visartena, altro risultato che fa molto comodo all'Arzachena, 3-2 la sconfitta incredibile della Casertana al 97esimo contro il Portici, poi la vittoria del Sorrento per 1-0 contro il Cassino, la vittoria del Tivoli fuori casa contro il Nola per 1-3. Tu pensa, il Tivoli a 5 minuti alla fine era al posto, adesso vediamo la classifica, dell'Atletico Uri, cioè la prima squadra della zona play-out. Con questa vittoria guarda dove è andata a posizionarsi, cioè l'ultima squadra della parte sinistra della classifica. Davvero un equilibrio incredibile. In testa 64 punti Paganese, 61 Sorrento, 55 Casertana e 48 l'Arzachena, che si issa, come diciamo prima, al quarto posto in solitaria. 46 per Lupa Frascati, Palmese e Cassino. Spostiamoci a destra per i 37 punti della Costa Orientale Sarda, 36 per Angri e Atletico Uri. Ora l'Atletico Uri è la prima, appunto l'ultima, prima che dir si voglia, squadra impegnata nei play-out, insieme all'Ilva Maddalena a quota 34, chiude la classifica l'Aprilia a quota 30. Davvero è stata una domenica pazza. Roby, andiamoci a vedere i gol e le occasioni migliori comunque delle tre squadre sarde. Non abbiamo l'Arzachena purtroppo, andiamoci a vedere le altre partite.
Ecco Roby, in attesa di recuperare poi i gol anche dalla partita di Aprilia, tra Aprilia e Arzachena, abbiamo visto gol e occasioni. Troppi regali, mi verrebbe da dire, prima di andare ad ascoltare gli allenatori, perché le squadre sarde non si possono permettere di regalare così tanto. Pensiamo alla Costa Orientale sarda, all'errore di Piroddi, le 2 occasioni di De Mutis, giovani ci mancherebbe, però insomma davvero sono occasioni che poi contano e rischiano di pesare, anche perché oggi, al di là di tutto, la Costa Orientale sarda avrebbe strameritato i 3 punti. Contro la Lupa Frascati, idem per l'Atletico Uri, che in un campo infame a livello meteorologico come quello di Angri ha provato a lottare, ma poi non è riuscita a evitare la sconfitta. Andiamo a sentire, Roby, iniziamo la carrellata di allenatori da Marco Nappi, allenatore dell'unica squadra che ha vinto a questo giro, ovvero l'Arzachena. Dalla partita io ho detto ai ragazzi stiamo attenti, subito, pronti via, perché loro inizieranno a 1000 per poterci mettere in difficoltà. Lo hanno fatto, sono andati subito in vantaggio, però siamo stati veramente molto bravi a tenere botta. Poi abbiamo fatto un grande gol con Andrea Poli, che sono veramente molto contento, che è un 2004 e se lo merita, perché sono giocatori che stanno lì in panchina, giocano o non giocano, però quando entrano si fanno sempre trovare pronti. E gli faccio veramente i complimenti personali perché se lo merita. E poi abbiamo preso in mano la partita, ma la partita ce l'abbiamo avuta subito già dopo il gol che abbiamo preso, perché abbiamo creato molto, abbiamo tenuto palla e poi alla fine nel secondo tempo abbiamo chiuso la partita con Pinna e con Sartorio con 2 bellissimi gol. Ragazzi, io ho sempre detto che noi siamo una squadra che deve giocare a calcio. Io lo so, chi sente le mie interviste dice questo è malato. No, non sono malato, perché quando giochiamo a calcio mettiamo in difficoltà tutti. Abbiamo una grande dote, abbiamo la cattiveria giusta, la grinta e la tecnica per poter fare questo gioco. Quando lo facciamo creiamo veramente molte palle gol, come la settimana scorsa e come d'altronde anche oggi. Ecco, sempre... C'è già un nuovo meme. C'è già il nuovo meme Nappi diciamo, nel divanetto dello psicologo. Ma dottor, ma sono malato? No, signor Nappi, lei non è malato. Esatto, terza vittoria di fila, insomma, comunque per l'Arzachena, in un campo non semplice come quello dell'Aprilia, perché non inganni poi l'ultima posizione della squadra allenata da Marco Mariotti, prestazione di sostanza e davvero da grande squadra, quella dell'Arzachena, che ha saputo reagire allo svantaggio iniziale. Prestazione importante, ma non è arrivato il gol e quindi neanche la vittoria invece anche per la Costa Orientale sarda. Ascoltiamoci le parole di mister Antonio Carta, vice di Francesco Loi, che torna ai nostri microfoni. Siamo contenti di poterlo nuovamente ospitare. Andiamo. Questo è il loro campionato, in casa sono un'altra squadra, in casa sono una squadra importante, però oggi hanno venduto cara la pelle, nel senso che comunque sono stati lì dietro la linea a stare attenti, a non concederci niente. Noi siamo stati bravi a crearcele le occasioni, perché le abbiamo avute 4 situazioni importanti per poter portare la partita alla nostra parte. Non siamo stati bravi, è stato più bravo il loro portiere, non siamo stati fortunati, comunque non siamo riusciti a sbloccarla la situazione. Peccato, perché poi abbiamo avuto anche l'ultima palla al 90esimo con una palla che è andata a morire sulla traversa. Vuol dire che quest'anno dobbiamo soffrire fino all'ultimo secondo del campionato, insomma. Le scelte arbitrali cominciano a pesare, perché anche oggi abbiamo assistito all'ennesimo tocco di mano in area di rigore avversaria, con l'arbitro che vede sempre le mani attaccate al corpo, con cartellini sventolati sotto il naso dei nostri giocatori, a mio avviso sempre con molta facilità rispetto all'avversario, perché anche oggi contiamo più del doppio degli ammoniti rispetto alla squadra avversaria. E insomma, come sempre, un po' di rammarico appunto nelle dichiarazioni post partita, quando non arrivano le vittorie in casa a Cosso. Chiudiamo, Roby, la carrellata di allenatori con Aldo Gardini, 1-1, la sua Ilva Maddalena, che continua a essere viva, anche se magari non è riuscita a vincere neanche oggi. Oggi per la prima volta, dico, secondo me ha influito molto il vento, perché specialmente la prima mezz'ora era incredibile, non riusciamo proprio a salire perché c'era un vento impressionante. Anche se abbiamo preso gol sull'uscita sbagliata,
però devo dire la verità, secondo me è stato condizionato un po' dal vento, però fa parte del gioco. Al secondo tempo il vento era contro loro, perciò un ottimo punto contro una squadra che con questa sono 5 partite che non perde e ha ottimi giocatori e abbiamo addrizzato il risultato, secondo me il pareggio giustissimo, che ormai era quasi finita, però ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo provato pure gli ultimi 3 minuti a cercare i 3 punti, ma alla fine va bene così, un punto, muoviamo la classifica, adesso vediamo altre squadre, mancano ancora 3 giornate. I match sono i 3 punti come sempre, 9 punti a disposizione, cerchiamo di farne il più possibile, non sarà facile perché saranno tutti scontri sia per noi che per le altre squadre, ci andremo a giocare a viso aperto. La squadra sta bene, l'ha dimostrato pure oggi, sono ragazzi che non mollano mai, che si impegnano sempre, perciò niente, 3 partite, 9 punti a disposizione, cerchiamo di tirare fuori il massimo. Ecco Roby, chiudiamo questa puntata con il cartello sul prossimo turno di Serie D, lo ha detto Aldo Gardini, ricordiamo, mancano 3 partite alla fine della stagione regolare per la Serie D, 32esima giornata che si apre con 2 gare, anzi 4 gare, tutte fondamentali davvero, ma per l'Arzachena scontro diretto contro la Palmese Alpirina per blindare il 4º posto, che vuol dire playoff. Atletico Uri che ospita il Sorrento, Costa Orientale Sarda che va a giocare in casa del Cassino, mentre l'Ilva Maddalena andrà a Tivoli. Le altre partite: Casertana Angri, Lupa Frascati Paganese, Pomezia Aprile, Real Montero Tondo, Nola, Visartena Portici. Insomma, Roby, è stato un weekend davvero caldo, ma il prossimo, che coincide con l'ultima puntata della domenica di 131, sarà ancora più caldo perché chiude la Serie C. Ci saranno appunto queste 4 sfide importantissime per quanto riguarda le sarde di Serie D, per cui insomma, che dire, godiamoci questa settimana di avvicinamento e poi domenica speriamo di chiudere col botto, no? Sì, hai detto bene. Va bene, ringraziamo come sempre Marcello Mura in regia, ricordiamo anche che domani zona mista, sempre highlights e dichiarazioni di Serie C e Serie D. Alla prossima, buona serata, buona domenica, sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech, we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.